Buonasera amici di Rugby House, bentornati insieme, buon giovedì sera, Rovigo che ritorna da Colorno con una buonissima vittoria 33-26, una partita sicuramente tirata, giocata con buona intensità, ma quello che contava era vincere e la vittoria è arrivata qui in Viale Alfieri. Ne parleremo stasera anche in vista del match che avrà luogo fra 48 ore qui allo stadio Mario Battaglini. Dopo 2 mesi praticamente il campionato ritorna a far tappa nel tempio del rugby italiano. Con noi Andrea Bacchetti, ciao Bac, bentornato. Ciao, buonasera a tutti. E ovviamente l'amico di Rugby House, Paul Ruccia. Paul, bentornato. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Bac, andiamo subito indietro, andiamo a domenica scorsa, Sì. andiamo a Colorno, partita intensa, partita dalle grandi aspettative, da tutte e due le parti, Rovigo l'ha portata a casa. Sì, sapevamo che la partita di domenica era una partita importantissima. Colorno, se non sbaglio, arrivava da 3 vittorie consecutive e noi invece arrivavamo da uno stop forzato per via, del problema Covid con Calvisano. Anche dal punto di vista della classifica era importante perché nonostante siamo con 3 partite in meno, loro comunque c'erano sopra di 3-4 punti e per noi era importante vincere, sì, personalmente come squadra per iniziare questo nuovo percorso. E la cosa che ho pensato subito, spero di non portare sfortuna, che anche l'anno scorso quando abbiamo perso 3 partite di fila abbiamo ricominciato a tornare sui nostri ritmi giocando proprio contro Colorno qua in casa. È andata bene l'anno scorso, è andata bene anche quest'anno, è stata durissima perché veramente è stata una partita sotto ogni punto di vista difficile, però penso che l'abbiamo meritatamente provata a casa. Paul, tu hai visto la partita? Sì, ho seguito la partita in TV e si vedeva che c'era tanta tensione, però anche per i motivi che ha detto Bach, ovviamente che non c'è continuità in questa squadra di Rugby Revigo, poverini, cioè che non riescono a giocare ogni settimana per motivi che sappiamo del Covid, e ovviamente cercavano le conferme giocando però una partita dove c'era tanta pressione esterna del campo, diciamo ex allenatori di Rugby Revigo che ha vinto il scudetto, dall'altra parte una partita molto importante per Revigo per trovare le conferme, ma anche una partita molto importante con l'Orno per avere ancora un chance per entrare nei playoff. Quindi una partita molto difficile si vedeva in campo perché su certe fasi del gioco Revigo era dominante, ma si vedeva che c'è proprio quasi la paura di perdere. Ecco, leghiamoci a questo, la paura di perdere o la non capacità di concretizzare tutto il lavoro svolto, soprattutto nel primo tempo. Sì, io parto dal presupposto che quest'anno abbiamo cambiato molto, dallo staff ai giocatori, quindi siamo in continua crescita. Per noi era importante, come ha detto anche Paul, trovare delle conferme su noi stessi come identità. In alcuni frangenti l'abbiamo dimostrato, come vedi il primo tempo con le fasi statiche, e anche con i 3/4 penso che abbiamo fatto dei buoni movimenti che magari in partite precedenti non si era visto. Sicuramente dobbiamo migliorare quando siamo, come chiamiamo noi, come chiama Alistair, la power zone, cioè nel senso quando siamo vicini all'area di meta avversaria per fare punti. Sotto questo punto di vista sappiamo e dobbiamo migliorare, ci lavoriamo ogni settimana, però guardando le partite indietro penso che abbiamo fatto un passo in avanti, soprattutto come ho detto prima come identità di squadra, come gruppo, perché questo gruppo aveva bisogno di vincere una partita così, dove non c'era tutto in palio, ma comunque come abbiamo detto prima a livello classifica era importante e quindi questo non può farci che ben sperare per il futuro. Ecco, Paul Bach parla dell'attacco, comunque i 3/4 che sta migliorando, è ovvio che c'è l'aspetto difensivo che è un nodo cruciale, no? Nella visione di Alistair di questa squadra, e Alistair proprio ha evidenziato l'ottimo lavoro fatto nella parte finale del match con questa difesa che ha tenuto. Come l'hai vista? Sì, sicuramente troppo errore nel primo tempo. 2 mete, credo la prima con la ala largo, placaggi sbagliati che per qualsiasi allenatore è difficile e ti viene un nervoso perché il sistema c'è, i giocatori c'è, se tu riesci a mettere un giocatore davanti a un altro vuol dire che il sistema c'è, però i placaggi devono fare, quindi era un errore di placaggio. E credo anche la seconda, quando il centro ha preso un buco vicino al punto incontro, di nuovo i giocatori c'era, io dovevo rivedere il replay per capire dove è passato questo giocatore perché c'era la linea
di nuovo placcage sbagliato. Il secondo tempo l'hanno messo a posto e c'era diciamo più attenzione su uno contro uno e credo che è andato meglio. L'unica cosa che in questo momento mi preoccupa un po' di questa squadra di Rovigo è un po' diciamo non riescono a chiudere una partita. Per me Rovigo era dominante, in mischia, in mall, e questa era una partita che dovevano chiudere prima. Tu non puoi lasciare l'avversario dentro, e soprattutto una squadra come Colorno che piace giocare, tenere la palla in mano, e a un certo punto Rovigo era 33-26 e c'era un modo entre i 22 per Rovigo e entre i 22 di Colorno, e hanno optato di fare un cross kick che secondo me, se tenevamo la palla lì e segnava un'altra meta, andavi a 40-26 e lì chiudevi forse la partita. Invece abbiamo lasciato Colorno sempre in partita, e questo secondo me è una cosa per le prossime partite, andando verso il playoff, molto importante. Rovigo deve imparare a chiudere una partita quando è il momento giusto. Ecco, c'è da dire che se dobbiamo analizzare quello che è il campionato del Rovigo, ci sono state solo 2 occasioni in cui Rovigo ha ammazzato il match sin da subito. Nella prima in casa con la Lazio e a Mogliano, che forse sono state tra le 2 migliori prestazioni. Il resto, insomma, è riuscita a tenere vivo l'avversario. Tra l'altro squadre come Lazio e Colorno, che hanno un gioco molto similare, sono difficili anche da gestire, no? In queste situazioni. Sì, certo, poi anche in settimana abbiamo analizzato che quando perdiamo la palla nel nostro possesso, squadre come Colorno e Lazio sono molto brave a giocare i palloni di recupero. Infatti adesso non so bene la statistica, ma tantissime mete le segnano proprio con i palloni di recupero. Poi insomma lo staff di Colorno lo conosciamo e sappiamo un po' qual è la loro tipologia di gioco. Ripeto, noi sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista e dobbiamo fare un passo in avanti, però ripeto che essendo dentro al gruppo ho visto delle cose che prima non riuscivamo a fare, anche come certi movimenti provati in settimana che magari proprio all'inizio non riuscivamo neanche a portare a termine, invece adesso vedo più confidenza, più complicità da parte di tutti, sia degli avanti che dei tre quarti. E poi sì, una cosa che secondo me ha fatto la differenza anche nella partita di domenica è stata la panchina, perché quei giocatori che sono entrati non hanno abbassato il livello, ma secondo me l'hanno alzato. Ha dato quell'impatto sul match, insomma, che necessita una panchina. Pola, ti faccio una domanda. Adesso io non so bene se definirti sudafricano, italiano, italo-sudafricano, insomma, è più di 20 anni che sei qua, quindi vedi un po' te. Ogni giocatore che viene dice no, ma va bene, con Alistair va tutto ok, ci capiamo e tutto il resto. Questo fa parte anche dello stare in TV, del comunicare, che sono sensazioni che sicuramente sono, non sto mettendo in dubbio le loro sensazioni e quello che dicono, ma partendo da un altro punto di vista, qual è la vera difficoltà da sudafricano, parlo culturalmente parlando, nell'interagire con una cultura sportiva italiana? Cioè, secondo te, quali possono essere state le problematiche di Alistair nell'introdursi, no? C'è sempre questo periodo di transizione, d'ambientamento, ma quali sono le difficoltà nell'ambientamento? Ma credo ci sono un paio di cose. Ovviamente prima è subito il che ha subito un impatto la lingua, perché se tutti parlano una lingua che tu non capisci, anche qualche volta un allenatore senza parlare riesce a capire un po' l'umore della squadra, ma in questo caso se tutti parlano una lingua che lui non capisci, l'unica cosa che può guardare è forse un po' i body language. E poi un gruppo, una squadra, anche uno può dire io capisco l'inglese perché è dentro il gruppo, perché non vuole alzarsi la mano e dire io non ho capito, perché dopo vieni preso in giro. Quindi qualche volta anche quando l'allenatore dice forse avete capito, tutti dicono sì, ma forse c'è qualcuno che non ha capito. Quindi sicuramente la lingua è molto importante. Dopo adesso io non vado a cercare scusa per Alistair, ma sto proprio pensando a un sudafricano. Vieni qua, poteva essere Franco Smith, sì, tu o un altro, non sei cambia senza nulla. tua famiglia, sei da solo in un paese dove non capisci niente, hai una staff che ti fidi di loro, lavori bene con loro, ma non parlano la tua lingua, che è tua vera lingua. Quindi qualche volta forse io, adesso che ho l'opportunità di andare spesso in Sudafrica,
mi piace, mi trovo bene perché posso andare a sfogarmi nella mia lingua e credo che qualche volta anche come allenatore o come persona in un altro paese ti serve quella persona con cui puoi parlare la tua lingua, che puoi sfogarti un po', quindi la famiglia sicuramente è quella cosa lì per te quando torni a casa e cerchi un po' di sicurezza o una persona con cui puoi parlare. Dopo ti trovi in un paese con un clima che non siamo abituati noi. E adesso forse devo tirare fuori qualcosa dell'armadio che uno non vuole dire, però nei primi, mi ricordo, non so se il secondo mese o terzo mese, ma qua in Italia io sono andato a cercare il solare per prendere un po' di sole, perché il mio corpo non ce la faceva più con la nebbia di un mese e questo freddo a dicembre, cercavo il sole, quindi andavo a prendere un po' di, come lo chiama, il sunbed solare. E quindi un'altra cosa che forse è difficile, perché so che anche lui è venuto qua con i giubbotti leggeri pensando che sua moglie porterà quelle grossi e vabbè, di nuovo non è una scusa, ma questa è una cosa che può avere. E dopo ovviamente le regole sono diverse, le condizioni sono diverse, i modi di giocare sono diversi, arbitri diversi e se guardiamo anche solo il campionato dei sudafricani che sono venuti adesso a giocare in Europa, il vecchio Celtic League, giocare per tutti i sudafricani qua in Europa nel senso hanno trovato difficoltà. I Bulls che noi avevamo pensato in Sudafrica è fortissimo, è venuto a perdere contro Benetton, quindi sicuramente c'è qualcosa diverso di venire in Europa e credo per un allenatore difficile, perché ho avuto l'esperienza dell'allenatore scozzese che è venuto a Petrarca, che è andato via dopo 6 mesi proprio perché non si trovava bene e non capiva, non riusciva a parlare, quindi la lingua era veramente un grande barrier, diciamo un blocco se uno non riesce a capire cosa dice le persone attorno a lui. Dicendo tutto questo uno deve anche vedere le condizioni in quale è entrato all'Ester qua a Rovigo, una squadra che ha vinto lo scudetto, però ha cambiato tanti giocatori, nuovo gioco, nuove idee, nuovo tipo di allenatori che mette nuove regole, nuovo modo di fare e credo da tutte e due le parti c'è da adattare, quindi dagli italiani che vedono questo che è allenato in Springboks, che ovviamente è abituato di avere un gruppo di staff attorno a lui che parla la sua lingua anche, che lo capisce e adesso arriva qua in Italia, è da solo e anche questi giocatori trova un allenatore che aveva un altro modo di fare all'estero e lui vuole forse non imporre ma portare qualcosa di nuovo e lui prova, cioè sta provando, questo lo posso portare, nessuno l'ha mai fatto qua, può funzionare, no, però serve un periodo per provarlo, quindi lui forse ha provato certe cose, non ha funzionato, adesso deve cambiare, ha giocatori nuovi che deve imparare il nuovo gioco, quindi ci sono tante cose, poi mettiamo in mezzo il Covid, queste squadre di Rio, quanti giocatori, cioè quante partite hanno fatto di consecutiva, diciamo c'è un periodo che hanno fatto almeno 5 no, 5 mai. e quindi anche questo, come dici Bach, trovare la tua identità, qual è la nostra identità? Nuovo allenatore, nuovi giocatori, non giochiamo mai, dobbiamo trovare la nostra identità e quindi metti insieme tutte queste cose e dopo, come dico io, dopo questa squadra deve trovare ovviamente con tutti questi problemi o difficoltà o ostacoli che hanno, trovare la capacità di chiudere partite, perché se tu puoi avere un mall dominante così e una mischia dominante tu devi trovare la tua capacità di chiudere le partite, perché vuol dire che hai qualcosa, non è che questa squadra non ha niente. Se questa squadra trova questa capacità di chiudere, secondo me può ancora arrivare a qualche parte. Facciamo una cosa, andiamo a Colorno, ritorniamo a Colorno a vedere la vittoria per 33-26 dei bersaglieri sull'HBS Colorno, poi rientriamo perché fra 2 giorni c'è un altro match veramente importante in chiave playoff, arrivano le Fiamme Oro, qui al Battaglini. Ed è entrato da solo Jacques Momberg per la sua presenza numero 100 nella storia della Rugby Rovigo Delta. Lui è arrivato nell'ottobre del 2015, il capitano dello scudetto 2016, a girare presenza il cap numero 100 qui a Colorno. In nazionale per lui. Sulle bandierine Antonio Tangredi, ancora De Rodriguez, Butturini, Gesi, la corsa di Gesi e arriva alla meta di Simone Gesi, che non arriva. Bacchetti alla ricezione, Andrea Bacchetti
messo giù da Devoto. Resta in piedi Visentin per Borin, con Moscardi che riesce a far fuori il primo difensore. Serve la pulizia, c'è un fuorigioco da parte del Colorno. 22 ragazzi. Sbaglia il calcio Alberto Chillon. Edoardo Lubian è proprio lui, e adesso il drive. Rovigo sta andando e meta per la Femmici Z Rugby Rovigo Delta. Intanto Chillon alla trasformazione, mette dentro, messo giù da Jacques Monberg, cambia il senso, ancora con Devoto, è un grande buco questo del Colorno in mezzo ai pali. Infila, e questo è fallo per Rovigo. Eccolo qua, Sotto pressione. ex Italia Under 20. Non c'entri i pali sulla presa di Ruggeri, scende, si deve lavorare insieme per andare oltre, si gira, deve restare in piedi, resta in piedi, sta andando il drive da Rovigo con Coffi ovviamente fuori, e arriva alla meta della Femmici Z Rugby Rovigo Delta, ancora da drive. 15-12, infila l'H, Butturini alla presa, No, ok. Primo stop. Vantaggio. c'è un vantaggio per Hai Colorno, cambiato legatura. la meta del Colorno di questo pallone, stretta, Cadronì al lancio, Ruggeri, il drive rosso-blu deve andare a segno, c'è il lavoro, c'è un primo stop, deve giocare Visentin con Ferrario che prova l'azione personale con Abner. Adesso si deve attaccare Borin su Bacchetti, riesce a scalare in tempo la difesa del Colorno, ancora Abner Varrenen per Pippo Cadorini. In realtà il pallone resta in mano al numero 10, adesso Visentin, Facundo Ferrario, bravo Paolo Stelo a uscire dal frontale di due giocatori. C'è un più al largo, Rovigo deve sfruttare, fissa e va con probabilmente la meta di Luca Borin, vediamo se arriva immediatamente la meta di Luca Borin, ottimo, c'era un 3+2, va a fissare, scalare, poi forse qualcosa in più anche per quanto prodotto. Abner Varrene, non facile questa trasformazione sulle bandierine. Singh davanti Moscardi che doveva far male, Abner Varrene la possibilità di andare ancora con gli avanti il Rovigo. Altra palla per Varrenen, Luca Borin, gli step del numero 15, setup centrale ancora nel senso con Pipes, Pippo Cadorini, serve la pulizia per evitare il tenuto. È disponibile. Edoardo Lubian, palla lenta, calcio e punizione fuori dalla Femmici Z Rugby Rovigo Delta. Eccolo, arrivano i 3 punti in più. Arrivano i 3 punti di Rocco Del Bono. Così è. Pippo Cadorini si impossessa del pallone. Touch perso il Colorno. Partita molto importante questa in chiave playoff per Rovigo. Il silenzio qui al Maini di Colorno. A parte il re giocatori Medici. Bandini su. Tanto riparte Rovigo. Bautista. Cadorini. Infila l'H, si riporta più 7 Rovigo immediatamente. Ultimo possesso del match
Ecco la frattura, bravo Sapuppo. Proprio avevo visto la frattura. E adesso lì il tenuto. Chiaramente. Il tenuto. No, via. Era chiaro. Il tenuto. Che forse pone fine al match. FMC Z Rugby Rovigo Delta, Fiamme Oro, il recupero sabato fra 2 giorni, ore 15 allo stadio Mario Battaglini. Fiamme Oro allenate da una persona che voi, Fattore Presutti. che voi conoscete molto bene. Sì. Bach, Fiamme Oro che riescono ad agguantare la finale di Coppa Italia in un modo tipicamente presuttiano. Esatto, infatti lo stavo dicendo io, sì, Pasquale insomma lo conosciamo tutti, sia io che Polla, e per me personalmente, come già detto 1000 volte, è stata una persona molto importante al mio arrivo alle Fiamme Oro un po' di anni fa ormai, e non so, è tipico suo arrivare in un posto e portare risultati. Adesso gli auguro veramente con tutto il cuore insomma, che riesca a vincere questa ennesima Coppa Italia, e loro sicuramente arrivano dall'anno scorso dove non hanno ottenuto i risultati che si erano insomma, prefissati all'inizio stagione. È tornato Pasquale, non tutti di quel gruppo lì penso lo conoscessero, anzi la maggior parte credo di no, a parte insomma i storici che sono lì da molti anni, però credo che Pasquale lo potrà confermare anche Polla come persona, insomma una persona splendida, che mette tranquillità, e penso che anzi sono sicuro che l'hanno chiamato apposta per questo, per fare insomma ritornare sereno un ambiente che magari l'anno scorso non hanno visto proprio in questa maniera. E qualche anno da quando sono andato via anch'io pressappoco che non riescono magari a centrare i loro obiettivi di fine stagione, quello che può essere una finale di Coppa Italia o arrivare ai playoff, e di conseguenza penso per loro sia un punto di ripartenza. Secondo me lo stanno facendo bene, però potrebbero insomma anche fare meglio, ecco, perché insomma per la squadra che hanno, e visto che proprio li conosco personalmente, anche per la struttura che hanno, a loro auguro sempre meglio, e sono sicuro che sabato verranno qua per farci una guerra, ecco. Se la polizia fa la guerra è un problema. Sì, veramente. No, io personalmente non ho ancora visto il Fiamme Oro quest'anno, quindi non posso dire tanto di loro come squadra, ma come dici Bach, fattore Presutti è sempre un fattore diciamo importante qua, soprattutto a Battaglini. Pasquale era il mio capo allenatore, era la mia prima esperienza da allenatore, era vice di Pasquale, sicuramente ho imparato anch'io tante cose da Pasquale. Una cosa che mi dispiace è che non riesco, forse tecnicamente io mi concentro molto sulla parte tecnica, una cosa che non sono riuscito ad imparare da Pasquale è proprio diciamo la parte umana, perché è lì dove Pasquale è molto forte, sa come lavorare con i ragazzi, come dici, va a creare un ambiente sereno, come fare capire o fare stare tranquilli anche i ragazzi quando vanno in campo, soprattutto se vediamo i finali che ha vinto, sono stati diciamo finali quasi persi, e l'ha recuperato Pasquale non con la parte tecnica, sicuramente con la parte umana, la parte psicologica, quindi Pasquale ha questa capacità di fare queste cose qua ai giocatori, e lo fa bene, l'ha dimostrato già un paio di volte, e quindi credo che uno non può mai stare tranquillo con un Fiamme Oro. Cos'era il Coppa Italia? Qua il punteggio era 23-6 o 9, 23-9, e sono riusciti a vincere. Finale nostro 14-3, fino a tempo, il secondo tempo l'abbiamo perso, quindi uno deve stare attento, soprattutto a queste squadre qua di Rovigo che non riesce a chiudere le partite, quindi stiamo attenti per sabato. Ecco, Fiamme è squadra molto fisica, sicuramente in tutti i reparti, sia davanti che dietro. Tecnicamente che tipo di match vi aspettate? Io credo che conoscendo bene Pasquale, anche un po' insomma, tutto lo staff che sta lavorando quest'anno alle Fiamme Oro e anche i ragazzi, credo che avendo portato a Roma un giocatore come Menniti, i Poldi insomma qua conosciamo tutti, il loro gioco sarà molto improntato sulle fasi statiche, quindi sulle maul, sulle mischie quando ci sarà occasione, sul gioco al piede. Penso che ci metteranno molta pressione sul gioco aereo e cercheranno di guadagnare spazio soprattutto con il territorio, e magari quando riusciranno a superare la nostra metà campo, allora magari lì cercheranno di provare qualche movimento, magari anche con i tre quarti, per metterci in difficoltà e trovare qualche
e trovare qualche buco. Sicuramente dobbiamo, come ha detto Pola, stare sul pezzo tutti gli 80 minuti, perché anche insomma, come hanno conquistato la finale a Calvisano, la dimostrazione che anche lì insomma a fine primo tempo magari tutti li davano per spacciati, invece piano piano hanno recuperato 3 punti alla volta, 5 punti alla volta, alla fine sono riusciti a pareggiare, nonostante che insomma il numero 10 di Marco avesse un calcio per quanto riguarda difficile, e quindi non si può dire che insomma sono una squadra ben formata, ben allenata, e quindi dobbiamo stare assolutamente in guardia. Ecco, stamattina, anzi no, 2 giorni fa, Polla mi manda un messaggio con un articolo di giornale dicendo: ma come si fa a dire che Rovigo ha già conquistato i playoff? Cioè, non so che giornata siamo, 9, 10, non so, cioè, ci sono 3 partite da recuperare, anzi io ho detto questo a Alistair, che mi manca tanto il rugby, ma una cosa che non mi manca è questo modo di vivere, non è solo a Rovigo, è un po' Italia, che una settimana siamo nelle stelle, la settimana dopo siamo per terra, e dicendo, se io sono appena tornato, diciamo, più di 10 giorni fa da Sudafrica, e quando ho iniziato a sentire un po' l'ambiente qua a Rovigo c'era: ma forse questa squadra non funziona, non c'è questo, non c'è quello, c'è tanto lavoro, forse non arriviamo neanche in playoff, battiamo i Colorno. Adesso vedere un articolo dove uno dice siamo già nel playoff mi pare un po' esagerato, perché non vorrei che o questo giornale va a creare troppe aspettative. Adesso settimana prossima sappiamo che c'è questo fattore Covid, come è successo, Colorno era senza 5 giocatori se non sbaglio. Sì, tra l'altro c'è da aggiungere anche una parentesi che la sera, al sabato sera 19, Colorno chiama dicendo attenzione perché forse non si gioca nemmeno perché avevano dei casi Covid, poi Colorno ha giocato comunque, quindi insomma va dato anche atto alla voglia Colorno di giocare, che è una grande dimostrazione di volontà da parte del club emiliano, voler esserci e voler rappresentare al meglio questo torneo, per cui le incognite, voglio dire, sono sempre dietro. Può succedere, Rovigo ha già un paio di giocatori, diciamo, nel nazionale allenamento o Maggiore o con Treviso e con il permit player, e se deve succedere una cosa di 5 giocatori a Rovigo credo ti mette in grossa difficoltà, e per quello io dico, in questi anni poi non hai mai avuto continuità, nuovi allenatori, nuovi giocatori, stiamo un po' tranquilli, di parlare playoff adesso è troppo presto, non perché non credo in questo Rovigo, sicuramente può arrivare, ma anche se era in un altro contesto, negli anni miei quando allenavo, parlare così presto, io dico sempre aspettiamo quel momento perché lì inizia il nuovo campionato, quindi uno non può neanche parlare di scudetto o non scudetto adesso, aspetta che entrano in playoff, e il playoff è un nuovo campionato. Sì, anche perché tra l'altro dobbiamo aggiungere, c'è la partita con le Fiamme, poi Rovigo ospiterà il Lions alle ore 14, è stata posticipata di un'ora perché insomma, è stato uno stravolgimento del calendario qualche settimana fa, il 3 di febbraio. Poi ovviamente c'è il recupero a Viadana, poi c'è Vallo Rugby, poi c'è Petrarca, poi c'è il recupero con Calvisano, un Calvisano che recupera tutti gli effettivi, ha fatto vedere subito il proprio valore, perché insomma non è semplice la situazione. Assolutamente, infatti quello che insomma ci ha trasmesso anche Alistair è quello di non guardare la classifica in questo momento, ma di pensare settimana in settimana, partita per partita, Giusto. Cioè guardare insomma, come abbiamo parlato fino adesso, gli aspetti positivi, negativi, cercare di migliorarsi. Cerchiamo, come ho detto, poi la nostra identità, perché alla fine se adesso realmente affronteremo tutte queste partite una dopo l'altra sarà la prima volta per noi stagione, senza mai fermarci, quindi vedremo anche noi come reagiremo, perché può essere anche che una vittoria oggi, la prossima settimana, un'altra ancora, ci porta insomma in una buona scia, come può essere che se magari troviamo un altro stop, dobbiamo ricominciare, riguardarci insomma certe cose, ripartire magari, non dico da zero, ma insomma farci delle domande e darci delle risposte in un tempo molto più breve rispetto a prima, non avendo tempo. Anche questa settimana qua, ad esempio, abbiamo un giorno in meno di recupero, quindi lo staff è in continuo cambio di programma, per loro non è facile, come non è facile per noi adattarsi a certe esigenze, sia nei singoli che di squadra, che di club, però siamo tutti qua insomma per dare il meglio e di certo non è questo che insomma ci fa paura. Perché spesso i tifosi, la gente di Rovigo vuole tanto bene la squadra di Rovigo, ma spesso non capiscono quanta pressione e energia tirano via delle persone, dello staff, della squadra,
parlando di queste cose in questo momento, e come dice Bach è meglio che concentriamo adesso giorno per giorno e settimana per settimana, perché io ho visto lo staff lunedì o martedì quando li ho visti, l'ho visto un po' più rilassato dopo che l'ho visto la settimana scorsa che ero tutto tesi, e questo e sembrava che era una senza energia, che mi hanno anche confermato che si sente un po' più tranquillo adesso, ma per quello dico non si può vivere a settimana così. È un processo, arrivi in semifinale, e quante squadre ha dimostrato nei anni che anche dal quarto posto hanno vinto il scudetto, quindi aspettiamo il momento, entriamo con tranquillità nel semifinale e da lì parte un nuovo campionato. È il momento delle domande ai nostri tifosi e non solo. Allora, Andrea Bacchetti, Bach, ex Golden Boy, adesso potenziale... È diventato ex. Insomma, anche lui, non è solo io e te, Paolo, anche lui. Insomma, potenziale primo cittadino. Le domande arrivano solo su Instagram e lì vi fa capire, insomma, qual è il target di Bach. Facebook l'ha lasciata gente come me e te. Ciao Andrea, puoi spiegarci come fai in palestra gli esercizi di gambe tipo squat girate e stacco? È vero che hai la fortuna di allenarti in palestra con Leo Sarto? Ho visto una vostra sessione assieme, sono rimasto sbalordito. Un abbraccio, non cambiare mai. Sì, diciamo che questi ragazzi che commentano li possiamo chiamare sciocchini. Va bene, Sciocchini. è responsabilità tua. Sì, sono dei sciocchini. No, detto ciò, in palestra, sai, la mia età faccio un programma a volte diverso, e quindi per fortuna lo staff mi mette in freezer al lunedì e mi tira fuori al venerdì per giocare il sabato. No, in palestra magari alcune volte faccio un po' meno, perché sia per una questione di tempo, ma anche soprattutto fisica, magari soprattutto il lunedì, che è il giorno più vicino alla partita fatta, non affronto più gli allenamenti pieni come fanno gli altri ragazzi giovani che hanno già 10-12 anni di me, insomma non sono pochi, e niente, di conseguenza lavorare con Leo Sardo mi riempie il cuore, perché si avvicina un po' alla mia età, e quindi a volte mi capisce quando ci mettiamo la mano sulla spalla e gli dico: guarda Leo, sono stanco un po', ne fa anch'io amico mio, e di conseguenza c'è a braccetto, andiamo a fare qualche C'è esercizio. complicità. Sì, c'è complicità, esatto. Bene, Diego scrive: ciao Andrea, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Come vivi il fatto che la gente, anche fuori dal mondo rugby, ti voglia vedere come sindaco della città? Un forte abbraccio. Diego Hunter, intanto lo saluto con tutto il mio calore personale il più grande possibile. Intanto diciamo che viene spesso a trovarmi, perché insomma a volte gli manco, ovviamente affettivamente parlando come amici. Detto ciò, lui gli piacerebbe un domani, se divento primo cittadino, di essere alla mia spalla destra. Può essere che adesso valuterò come si comporterà nei prossimi mesi e anni futuri, e perciò la cosa sarà da valutare, caro Diego. Un utility back, lo Esatto, metti dove? esatto, sappiamo lui sa fare un po' tutto, e quindi valuterò con attenzione la sua posizione. E basta, anche lui fa parte del gruppo degli sciocchini, però mi fa piacere che mi scriva sempre e di vederlo molto spesso. Ecco. Poi Nicolò dice: ciao Andrea, complimenti per domenica, volevo chiederti come riesci ad essere così elastico e mobile, qual è il segreto? Il segreto dobbiamo chiederlo a Peter Pavanello e a Colin Allen, perché insomma loro sono quelli che mi fanno sempre fare yoga, o comunque mi spronano a fare il più allungamento possibile, e diciamo che non è proprio la mia caratteristica principale, che sono insomma abbastanza duro. Il buon vecchio Briz direbbe cose che in questo momento non si possono dire, però sì, diciamo, mi considero abbastanza un po' legato dal punto di vista muscolare, soprattutto nella parte dietro, e ci stiamo lavorando, e spero insomma di migliorare nei prossimi mesi. Di tempo ce n'è. Paula, Bach, tu l'hai visto adolescente, giovane uomo. Topolino l'ho visto la prima volta giocare, ma non era un topolino lui, no? Era sempre grosso come adesso. Era una nutria. Sì. Ho tirato fuori un DVD l'altro giorno con te e Bibi e Peter Pavanello, sì, tutti piccolini, fare topolino. Cambiato tanto, credo che il freno a mano sta sempre venendo sempre più su, prova ancora a accelerare, però mi pare che non c'è più quella velocità lì, e sì, la meta di Bach mi rimane sempre quella con Tacavisano qua, che davanti alla panchina nostro, che ha fatto non so quanti giocatori che ha battuto, però 5-6, e quella è una bella meta, e quelli erano gli anni dei Golden Boy, per quello credo non lo chiamano più Golden Boy, perché non fa più quelle mete lì. Sì. No, è incredibile di vederlo,
che uno che ha anche il coraggio di andare avanti ancora a questa età. Quanti anni hai adesso? 33. No, vabbè, allora, no, anzi, no, scusa, c'era gente come Griffin che giocava fino a 39, 40, infatti, no, cavolo. che allora hai ancora poi un paio di anni prima che puoi andare a fare il sindaco della città. Esatto, infatti. Puoi ancora giocare per Vigo un paio di anni. Però voglio dire, il tuo modo di giocare è cambiato rispetto a prima, Buck. Sì, nel senso un po', adesso come ho detto, un po' la mia velocità sicuramente non è quello di una volta, però guardo sempre un po' il work rate, quello dopo le partite, ed è quello che mi sembra che vada, ecco, che sia sempre abbastanza alto, ed è quello che insomma mi rincuoro sempre di più. Magari cerco di essere più competitivo in altre situazioni di gioco, come le palle al volo, e cercare di mettere magari nel piede avanzante la squadra, e che è anche quello che magari l'anno scorso lo staff mi chiedeva, quest'anno anche. All'inizio non ero magari sempre nei 23, però adesso sono già 3-4 partite che sono nei primi 15. Mi metto solo degli obiettivi non a lungo termine ma anche a breve termine, nel senso giocare partita per partita, godermi tutti i minuti che riesco a giocare, però l'unico mio obiettivo che mi piacerebbe raggiungere, visto che Edoardo Lubian fa 200 presenze sabato, Certo. a me io vorrei arrivare a 250, so che è un po' difficile. Complessive però, no? Sì. Tra Rovigo e Fiamme. Esatto, sì, esatto, io non Sì, so. però devi spostarti un po' più verso gli avanti, andare a Forse giocare sì, là. forse sì, magari il prossimo anno se mi riconfermano magari cercherò di giocare magari il numero 8 forse. Sì, così che... No, io ho ascoltato adesso con grande attenzione, perché se era un altro giocatore, non so, un Lubian o qualcuno ti diceva sì, ho cambiato un po' perché vado a pulire meno un po' il rack, passa un po' meno la palla, però non ha nominato niente di quello, perché quello non l'ha mai fatto, non è mai andato a pulire un rack quando era giovane, non l'ha mai fatto. Calciato non l'ha mai calciato, e a lui ha parlato solo di correre, che sono diventato un po' più lento, ma work rate non ti preoccupare, anche a quei tempi parlavamo del work rate che sta sempre là largo. No dai, quindi è cambiato poco, solo la velocità. Solo la velocità, quindi in peggio, è peggiorato. Però sai una cosa, Buck? Notavo che anche nei kick-off, nei restart, no? Cercano sempre te. Esatto. Però tu nel gioco aereo sei migliorato tantissimo, di palle non ne perdi praticamente mai, ecco, questo... No, infatti... I tuoi ex allenatori ti puntano sempre, Esatto. Guidi ti punta, Casellato ti punta. Perché tutti pensavano che non riessi a prendere la palla d'aria, ma adesso hai migliorato tanto. No, pensavo che Umberto insomma lo sapesse, visto che l'anno scorso insomma, era un'area dove andavamo abbastanza O bene. forse sanno che non calci e prendi la palla e vai dentro. Esatto. Però non riescono a placcarti, rompi i placcaggi ancora. Oh, qualche complimento, qualche complimento. Se duriamo ancora un po' ti dici che sei ancora forte. Scusa, l'abbiamo usato noi di più, mi ricordo quando sono arrivato a Vigo, era in panchina anche da quell'anno prima, Sì, non sì, giocavi sì, tanto. esatto, sì. E con noi, lui e Cici Bassone hanno iniziato a fare le mete. Sì. C'era anche una bella immagine che avevano anche una sfida, c'era una meta da segnare, che c'è Bach e Cici che andava, e Cici ovviamente un po' più piccolo, sì, si è chiaro. spostato e Bach si tuffate e segna la meta. No, è vero. Anche con un Giovannicher mi trovo molto bene. Ecco, battuta finale, perché questa è una classica puntata che potrebbe durare 2 ore e mezza. Grande vittoria dell'Under 20 contro l'Inghilterra. È ovvio che è una vittoria sotto certi aspetti che profuma anche di Rovigo per vari motivi. Da allenatore e da giocatore, insomma, qual è la sensazione? Cosa hai visto? Cosa ti ha impressionato di più? Da allenatore sicuramente nessuno può negare l'influenza che ha Massimo Brunello diciamo nel rugby italiano, da dove è allenato, ha sempre fatto bene, un giocatore, diciamo anche un amico, quando parla di rugby con lui e si capisce che è uno che sa, che capisce il gioco, sa insegnare, sa trasmettere. Bach l'ha avuto anche forse come allenatore, può confermare, ma io lo conosco da amico, ho giocato sull'ultimo anno insieme con lui e credo i risultati ci sono, dove è andato a allenare ha fatto bene. Per quanto riguarda il movimento rugby italiano, sicuramente è una grande vittoria, ha fatto la storia, battere inglese, però di nuovo devo sempre dire qua in Italia rimaniamo con i piedi per terra, continuiamo a lavorare. Credo che questo è un gruppo che ha anche lavorato bene, diciamo da giovane età con le accademie, hanno lavorato, e credo che questo è un gruppo che allenava anche Mattia Dolcetto negli anni under 17, dove hanno iniziato a vincere, quindi
come dici tu, il lavoro di Rugby Rovigo con tecnici nostri che stanno facendo bene, anche Mattia, però c'è ancora tanto lavoro perché nel passato abbiamo sempre visto un'Italia che vince, tutti contenti durante la settimana dopo fanno una brutta partita e tutti iniziano a criticare di nuovo, quindi diamo sostegno a questi ragazzi, i ragazzi stessi rimangono positivi, continuano a lavorare e sicuramente possono avere successo più avanti anche. Ma tu a livello giovanile hai vissuto una delle migliori generazioni, probabilmente i famosi 86, tu sei un 88 integrato dentro, no? Cosa hai rivisto magari in questi ragazzi che avevate voi? Sì, ho avuto la fortuna di giocare con le annate 86-87, quando il nostro allenatore era Gianluca Guidi, e quell'anno lì che abbiamo fatto l'assegnazione abbiamo avuto la fortuna, insomma, che siamo stati bravi a vincere contro Galles e Scozia, quindi 2 partite, insomma, non per niente scontate, e siamo andati molto vicini anche a battere l'Irlanda in casa nell'ultima partita. Penso che i ragazzi abbiano avuto una soddisfazione personale grandissima, ma al di là del personale proprio, penso come squadra, perché comunque sappiamo tutti che il nostro livello internazionale può capitare anche per un qualche anno intero, insomma, perdi partite una dietro l'altra, e di conseguenza gli auguro per loro, sia allo staff che ai giocatori, di avere altre vittorie e confermare questa crescita che negli ultimi anni, insomma, si sta vedendo, almeno a livello giovanile parlo. Ecco, abbiamo chiuso con queste battute Rugby House, magari concludiamo con il video celebrativo che va a ufficializzare, a festeggiare le 100 presenze di Jacques Monberg, toccate a Colorno, mentre come già anticipato Andrea Bacchetti, praticamente sabato Edoardo Lubian toccherà quota a 200, un altro step insomma, importante per quest'icona del rugby a Rovigo. Bach, grazie mille di essere venuto. Grazie a voi. Pensavo di vederti all'halftime show al Super Bowl, ma giocavi... Possiamo solo guardarlo per YouTube, purtroppo. Prossimo anno. Prossimo anno ci sentiamo. Paul, grazie mille di essere stato con noi. No, grazie, è stato un piacere essere sempre qua con voi. Buonasera a tutti. Sabato, ore 15, Rovigo Fiamme Oro, match da non perdere in chiave playoff e non solo. Buonanotte.